scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale su Radio Libertà dedicato agli Stati Uniti, un paese che rimane sempre influente nelle nostre vite, nel bene o nel male. Ma partiamo con le notizie più importanti. Cominciamo con innanzitutto quello che secondo Donald Trump sarà un accordo firmato last minute proprio con l'Iran, un annuncio che tutti i giornali americani hanno dato nella notte, sperando ovviamente che sia quello definitivo, ma i dettagli rimangono comunque segreti, nonostante secondo Donald Trump gli Stati Uniti abbiano cercato di rassicurare, abbiano cercato di mandare messaggi di supporto all'Iran proprio per raggiungere ovviamente questo accordo 39 volte. Parliamo quindi di una situazione molto molto voluta dagli Stati Uniti di Donald Trump, con Israele che in questo momento ovviamente sta cercando anche di contrattaccare alle mire aggressive di un regime islamico che purtroppo è sempre più appoggiato indirettamente da tanti in Occidente. Parliamo anche di un Donald Trump che aveva minacciato di colpire, e poi lo ha fatto, l'Iran proprio durante le trattative per quanto riguarda questi negoziati, questo accordo che potrebbe finalmente far finire il conflitto e potrebbe togliere la possibilità a uno Stato islamico vicino a Israele, in una zona molto, già di per sé molto complicata come quella del Medio Oriente, di avere la bomba atomica. Ecco, tra l'altro, un analista militare, un generale decorato, ha parlato proprio a Fox News, parlando proprio di come questi attacchi trumpiani alla fine del conflitto siano simili a quelli che hanno permesso agli Stati Uniti di arrivare a un accordo di pace con proprio il presidente Nixon in Vietnam nel 1972. Ha paragonato, diciamo, il forte bombardamento americano di quel periodo e la decisione del presidente Nixon proprio per obbligare i nord-vietnamiti a una pace. Parliamo anche non solo di attacchi nei confronti di paesi stranieri ostili, ma anche quello che è avvenuto con i gangster, quelli appartenenti purtroppo al narcotraffico, che tanto ha dato problemi agli Stati Uniti, perché parliamo della gang Tren de Agua. Ne abbiamo parlato più volte in questa rubrica, una gang venezuelana che si occupa di traffico di stupefacenti, ma non solo. Sembra proprio che i narcos siano all'interno di tantissime dinamiche che permettono poi l'immigrazione irregolare, incontrollata all'interno degli Stati Uniti. Parliamo di un Donald Trump che ha annunciato venerdì sera, per gli Stati Uniti ovviamente, l'uccisione del leader di questa gang criminale chiamato Hector Rastenford Guerrero Flores, soprannominato col nome da battaglia, diciamo così, col nome criminale Niño Guerrero, quindi bambino soldato, bambino guerriero, che in questo momento
dovrebbe essere stato ucciso dalle operazioni militari americane. Tra l'altro parliamo di una tren de agua che secondo il presidente Donald Trump era stata resa ancora più libera dalle decisioni del suo predecessore Joe Biden e che aveva permesso a tanti criminali illegali di entrare, di mettere anche di violentare, secondo le parole proprio del presidente Donald Trump, e anche di uccidere cittadini americani senza alcuna impunità. Parliamo anche di un leader di 43 anni che aveva in questo momento, tra l'altro, una taglia di circa 5 milioni di dollari da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. E quindi non è bello gioire delle morti altrui, ma ecco, con questa probabilmente qualche lacrima in meno scenderà. Avanti con le notizie, parliamo anche purtroppo di problemi per quanto riguarda la politica interna, non tanto ovviamente per chissà quali rivolte, se non manifestazioni continue come quella di No Kings che ricordiamo perché poi sono arrivati in Italia, ricordiamo che sono probabilmente delle manifestazioni proprio per da un'elite contro l'altra elite negli Stati Uniti, essendo poi stata finanziata da l'ereditiera di una delle più grandi catene, se non la più grande catena, appunto Walmart, di supermercati americana. Supermercati e non solo. Parliamo però di atti vandalici proprio per gli Stati Uniti, per Washington, vicino alla Casa Bianca, proprio scrivendo messaggi in codice 8647 che sono dei messaggi politici, anche perché 47 è il presidente Donald Trump, il 47esimo presidente in questo momento, e 86 sembra che sia un numero utilizzato per alcune catene di ristoranti proprio per rifiutare l'ordine. Quindi questa dovrebbe essere la spiegazione che danno i giornali americani. Più che altro la problematica più grave è questi continui attacchi alla persona o all'amministrazione Trump aggressivi e non politici, come non si erano mai visti in passato, perlomeno nel recente passato, ecco, perché giustamente potranno altri correggermi successivamente. Ma continuando poi con le notizie, andando avanti anche con politica interna, ci sono tante problematiche ovviamente che sono state causate dai dazi, anche perché si può ovviamente sistemare la situazione in pochi mesi, nonostante oramai, soprattutto quando si tratta poi ovviamente di questioni personali, anche un secondo è troppo, ma con internet ancora di più. Parliamo però di un presidente Trump che è intenzionato in realtà a cercare di difendere il proprio sostegno proprio tra le persone che hanno delle proprietà rurali, anche perché sembra che, secondo un sondaggio di Reuters e Ipsos, stia calando proprio lì il suo sostegno, giustamente, nel senso che ovviamente sono contadini, sono proprietari terrieri che vedono l'aumento del carburante, l'aumento dei costi per quanto riguarda il fertilizzante e anche quanto sia calato poi il costo per quanto riguarda i loro guadagni, più che altro per il loro raccolto. E quindi Donald Trump, per
cercare giustamente anche di risolvere una situazione fondamentale per un settore come quello dell'agricoltura, sembra che sia intenzionato a delle forme di sostegno immediato proprio per i commercianti, proprio per gli agricoltori, proprio per i proprietari terrieri, che riguardano soprattutto per quanto riguarda il fertilizzante, perché è la mossa, perché è il punto dove sembra che il presidente possa agire il prima possibile. Infatti ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che sta cercando di trovare una forma per un aiuto immediato proprio in un settore fondamentale per gli Stati Uniti, che è anche fondamentale per quanto riguarda la politica dei dazi, per evitare le importazioni di determinati prodotti proprio dall'estero, ma anche per l'esportazione dei propri prodotti proprio verso la Cina. Quindi parliamo di un settore che realmente dovrebbe impattare sulla politica interna e non per quanto riguarda gli Stati Uniti. E andando invece in una notizia, chiamiamola finanziaria, chiamiamola legata all'intrattenimento americano, ma giusto per dare una piccola curiosità, sembra che il Dipartimento della Giustizia abbia permesso a Paramount, tra l'altro con il genero di Donald Trump all'interno dell'amministrazione, di poter comprare il colosso dell'intrattenimento Warner Bros. Quindi vedremo questa unione ancora più importante. Sembrava che Netflix dovesse comprarla, avevano pure inviato, ricorderete, le mail ai propri iscritti, ne avevamo parlato anche pubblicamente, ma adesso sembra che Paramount sia sempre di più la papabile compratrice di quest'altra grande azienda di intrattenimento. Ma andando avanti con le notizie, avete visto anche qualcosa sicuramente in Italia legato ad Anthropic, la azienda che in questo momento sarà intenzionata anche ad avere accordi con l'amministrazione Trump. Avete visto che avevano rifiutato di utilizzare alcune loro tecnologie proprio con il Pentagono. Ecco, si scoprirà probabilmente che è una grande mossa pubblicitaria da parte degli amministratori, dei dirigenti di Anthropic, anche perché l'intelligenza artificiale è un settore molto importante per l'amministrazione Trump e per continuare ad avere una sorta di vantaggio nei confronti della Cina, che però spende meno e ottiene risultati comunque buoni. Ma parliamo comunque, per quanto riguarda la Cina, di spese, tra virgolette, statali. Anthropic, OpenAI, Meta AI sono tutte aziende o prodotti privati negli Stati Uniti. Ovviamente, ecco, Anthropic, come altre aziende, sta sempre di più vicina alla propria valutazione pubblica proprio nelle borse statunitensi. Quindi tutto ciò che riguarda alcune notizie bisogna prenderlo con le pinze. Si sono incontrati con l'amministrazione Trump proprio per guardare e controllare quali modelli utilizzare in modalità offline, quindi senza il collegamento ad internet. Perché? Perché l'altra grande notizia è stata quella che Donald Trump abbia proprio vietato all'azienda Anthropic di far utilizzare i propri modelli anche a stati stranieri, con la paura ovviamente di avere personalità legate alla Russia o alla Cina che possono utilizzare
strumenti del genere ad acquisire informazioni. Quindi vedremo anche su questo settore, su questo aspetto, quanto sia importante l'amministrazione Trump, quanto poi questo settore sia effettivamente diventerà importante nelle vite degli americani e non, perché molte volte tutto ciò che è importante per le vite degli americani si riflette anche a causa della globalizzazione su noi europei. Ecco, come ultima notizia in questo momento parliamo delle elezioni di midterm, si è addirittura schierato ovviamente il presidente del Canada cercando di fomentare, di incitare i Dem americani, parlando di come potranno, nel caso di vittoria, rendere i prossimi 2 anni i più miserabili della vita di Donald Trump, e come le elezioni di midterm siano veramente molto importanti per la politica americana proprio in questo ultimo mandato del presidente Donald Trump, o secondo mandato, vedremo se riuscirà a ottenerne un terzo, ma le elezioni stanno cominciando a costare veramente cifre folli, si parla addirittura di 6 miliardi di dollari già spesi, non siamo ancora, diciamo, nel momento topico delle elezioni, quindi sarà importantissimo. Anche Donald Trump sta viaggiando per il paese per aiutare i propri candidati, per aiutare i repubblicani, ma soprattutto ovviamente chi fa parte dell'universo MAGA. Quindi vedremo anche questo, se vi saranno dibattiti molto importanti, se vi saranno dibattiti anche per quanto riguarda i singoli stati. Vi terremo aggiornati qui su Radio Libertà con molto piacere, anche perché ricorderete in Ohio corre Vivek Ramaswamy, che è stato anche ospite della Lega. Con quest'ultima notizia, quest'ultimo pensiero vi saluto, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.